Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Con l'attuazione del nuovo protocollo per le quarantene a scuola aumentano anche le responsabilità e i carichi di lavoro dei dirigenti scolastici che spesso sono i primi ad attivare la catena dei contatti in un continuo confronto con i dipartimenti di prevenzione da una parte e le famiglie dall'altra. Ne abbiamo parlato con la Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Teresa Tassanviol. Sono scattati i nuovi protocolli per le quarantene, per la gestione dei casi di positività che vediamo anche nelle nostre scuole e un impegno in più anche per i presidi. La situazione è complicata, è ritornata a farsi complicata e soprattutto è più gravosa anche per i dirigenti scolastici. Sì, in questi giorni appunto siamo alle prese con queste nuove disposizioni, peraltro erano state ampiamente annunciate, che assegnano, diciamo così, un'organizzazione diversa nella gestione delle quarantene, che, voglio sottolinearlo, insomma, la decisione rispetto a chi sta a scuola, a chi sta a casa, a chi va in quarantena è comunque una decisione che compete e resta nell'ambito di competenza dei dipartimenti, delle aziende sanitarie naturalmente. Però le questioni organizzative invece che queste norme, queste disposizioni comportano sono in capo anche al dirigente scolastico. Che deve far fronte, come dicevamo, a più incombenze. Ecco, quali sono le novità e come si deve muovere il dirigente scolastico una volta che viene a conoscenza di una positività in una delle classi? Allora, dobbiamo intanto ricordare che naturalmente obiettivo di queste nuove disposizioni, alle quali insomma hanno lavorato con impegno sia il Ministero della Salute che il Ministero dell'Istruzione, è quello di come dire, tenere al minimo le assenze da scuola degli alunni per quarantene, per motivi insomma precauzionali. Abbiamo qualche preoccupazione sia in ordine, diciamo così, al ruolo che inevitabilmente ci viene di interlocuzione con l'utenza e con le famiglie. Spesso naturalmente si tratta di un compito abbastanza impegnativo perché anche le famiglie sono un po' stremate, diciamo, da questa situazione e poi siamo un po' preoccupati perché queste nuove linee guida intervengono in una situazione in cui i contagi purtroppo stanno risalendo, quindi bisognerà capire come contemperare, diciamo così, questi obiettivi, l'obiettivo della sicurezza a scuola con l'obiettivo di stare a scuola il più possibile. Ecco, si cercherà di fare quarantene diversificate e poi ci sono delle novità, questo per i più grandini, per i vaccinati e non vaccinati. Sì, per fortuna diciamo non è una discrezionalità che fa capo al dirigente scolastico quello di decidere chi sta a scuola e chi sta a casa, ripeto, da questo punto di vista, quindi non ci sono nemmeno profili per quel che riguarda la privacy, perché chi decide queste cose è comunque l'azienda sanitaria sulla base dei dati di cui dispone. Qui per esempio il Dipartimento di Pordenone, dove voglio sottolineare insomma si muove sempre con efficacia ed efficienza, sta già attuando per quel che riguarda specialmente le scuole superiori, quindi nei casi in cui abbiamo avuto delle classi in quarantena, poi il rientro dei ragazzi è stato diversificato in base alla propria situazione vaccinale. Ecco, per quanto riguarda invece un altro aspetto che è quello dello scuolabus, nel caso di positività di un bambino, di un ragazzo che è stato in scuolabus con altri bambini, anche questi diventano contatti diretti e anche questi sono sottoposti a una sorta di quarantena preventiva. Sì, poi le quarantene diciamo, possono diventare più lunghe o più corte in relazione alla capacità e all'efficienza dei dipartimenti di prevenzione di effettuare i testing con i tamponi. Questa è la vera questione cruciale da cui dipende diciamo, il vantaggio di queste nuove disposizioni che ci sono. Se l'attività dei tamponi, quindi del testing, è celere, precoce, fatta subito, allora queste linee potranno avere successo, tant'è che a questo proposito resta un compito anche che è meglio chiarire insomma in capo ai dirigenti, perché le nuove linee non è una novità in realtà perché succedeva anche prima nello stesso modo, in attesa che il
Dipartimento decida o intanto prima di tutto assegna una data per i tamponi, il compito del dirigente scolastico è quello intanto di sospendere le lezioni, quindi di sospendere l'attività in presenza della classe in cui si è verificato il contagio, in attesa che il Dipartimento disponga i passi successivi. Quindi quando la scuola viene a conoscenza o perché viene informata dalla famiglia, come spesso succede, specialmente nei fine settimana, o direttamente dal Dipartimento, in attesa di effettuare il primo tampone, diciamo, per tutta la classe, chiaramente la classe viene messa a casa dalle lezioni. Se il contagio, diciamo così, ha usato anche lo scuolabus, qui si apre un ulteriore scenario. Ecco, lo sottolineava insomma tra le righe, un lavoro che non risparmia i dirigenti scolastici, praticamente tutto il corso di tutta la settimana, 24 ore su 24, comincia a essere impegnativo anche dal punto di vista psicologico, gestire questa che doveva essere un'emergenza ma è diventata la normalità. Sì, lo abbiamo segnalato anche come associazione nazionale, come ANP, il nostro presidente nazionale Giannelli ha preso una posizione molto forte proprio in questi giorni, perché il logoramento della categoria comincia insomma ad essere abbastanza forte. Ripeto, siamo pienamente consapevoli dell'emergenza che il Paese sta vivendo, siamo pienamente consapevoli della responsabilità che compete ad un dirigente scolastico, nello stesso tempo però non possiamo non evidenziare, non denunciare anche la grande fatica e talvolta anche insomma il grande stress che sta in capo a questa categoria. Su Trieste la pressione del Covid è imponente, 8 volte superiore a quella che ha avuto il paese di Codogno durante la prima ondata della pandemia. La previsione per il momento è una curva in salita, siamo in piena ascesa. Lo ha detto il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Antonio Poggiana, durante un incontro a Trieste annunciando una riorganizzazione dei reparti ospedalieri per far fronte alla quarta ondata. Il capoluogo giuliano, ha aggiunto Marco Confalonieri, direttore della pneumologia, conta l'8% dei contagi a livello nazionale, con una popolazione pari allo 0,38 di quella italiana. L'appello dei sanitari: vaccinatevi, dateci una mano perché questa è l'unica soluzione. Direttore, si iniziano a ridurre i servizi, non c'è alternativa perché la pressione del Covid è troppo forte. È una pressione imponente che è 8 volte superiore alla pressione che ha avuto il paese di Codogno nella prima ondata. Nonostante questo teniamo, però la carenza di personale ci costringe a riconvertire tutti i reparti che potevamo ampliare, li abbiamo ampliati con le risorse che avevamo. Ora siamo alla necessità di dover sospendere servizi e risposte a patologie non Covid programmate. Continuiamo a dare la risposta alle urgenze, alle emergenze, alle patologie oncologiche, ma anche gli altri pazienti hanno diritto ad avere una risposta. Questo peserà ovviamente sulle liste d'attesa e sui pazienti normali che magari si sono vaccinati e aspettavano da oltre un anno di poter fare operazioni anche banali. Sono pazienti che aspettano non da un anno ma da 2 anni, da quando è iniziato il Covid, operazioni che sono banali per il chirurgo, per il paziente, ma che se non fatte compromettono la qualità di vita del paziente. Questi pazienti hanno il diritto di avere una risposta e questo diritto non può essere negato da una pressione di chi non si vaccina o di chi adotta comportamenti che sono assolutamente irragionevoli. Vaccinatevi, dateci una mano perché questa è l'unica soluzione. Invito veramente le persone a fare la terza dose in modo da poter aumentare la difesa immunitaria. Invito anche le persone, soprattutto anziane, a vaccinarsi contro l'influenza. Qualsiasi forma di aiuto, cioè qualsiasi forma di ridotta patologia che arriva in ospedale per noi è importante. Quindi vaccinatevi. Io mi sono vaccinato il giorno 4 novembre sia contro il Covid, terza dose, che contro l'influenza. Fatelo. Trieste ha l'8% dei casi positivi nazionali a fronte dello 0,38% della popolazione, un dato preoccupante. È un dato di eccezionale gravità
che dovrebbe far pensare tutti e spiega perché ci troviamo non inaspettatamente in una crisi sanitaria importante che sta colpendo soprattutto l'ospedale. Che tipo di pazienti avete ricoverati non vaccinati ma che poi si pentono, cioè capiscono la vera gravità del Covid? Io curo i malati, non faccio né il confessore né chiedo altre cose. Certamente il dato del vaccino è un dato sanitario e noi curiamo polmoniti gravi. Più del 90% dei soggetti che hanno polmonite grave sono non vaccinati, quindi hanno una malattia grave che era prevenibile. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati per la seconda parte di A voi la linea. A Codroipo le 11 classi chiuse per 3 studenti risultati positivi al Covid dovrebbero riaprire giovedì. Dopo l'esecuzione dei tamponi fra oggi e domani, il nostro Daniele Paroni è andato a sentire il sindaco Marchetti che ha detto se non avessimo chiuso tempestivamente il cluster si sarebbe propagato. Sentiamolo. Grazie della linea, sono con il sindaco Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo. Nei giorni scorsi è stata disposta la chiusura di alcune scuole con oltre 200 ragazzini che di fatto sono stati costretti a rimanere a casa in DAD. La situazione è sotto controllo? Sì, la situazione è sotto controllo grazie a questo provvedimento sindacale, un'ordinanza di chiusura di un plesso scolastico, nella fattispecie via 4 novembre, contenente 11 sezioni delle scuole primarie. Un provvedimento che è stato preso d'intesa col Dipartimento di Prevenzione e con l'Istituto Comprensivo di Codroipo, un provvedimento che sicuramente prima di emetterlo non era così scontato fosse tale. Il dottor Zuliani, che ringrazio, però ha ritenuto opportuno d'intesa, ripeto, col sottoscritto, con l'Istituto Comprensivo, fare questo provvedimento restrittivo e i numeri gli stanno dando ragione, perché così facendo abbiamo contenuto un contagio che altrimenti sarebbe stato molto più ampio di quello attuale. Sindaco, che cosa ha insegnato il passato, le esperienze passate, le altre ondate? Ha insegnato che per prima cosa con gli strumenti attuali e con le prevenzioni che di giorno in giorno vanno modificandosi si riesce a riprendere una certa normalità e una certa vita in comunità. Penso soprattutto al mondo della scuola, che è rimasto così uno dei più colpiti assieme a quello del commercio e dell'economia, ma penso che i nostri ragazzini abbiano sofferto tantissimo nel rimanere a casa e quindi consentirgli di stare insieme credo sia uno dei nostri compiti principali. Poi sarà la scienza a dirci come fare, però in questo caso parliamo di pratica e quindi dall'esperienza abbiamo capito che isolare certe classi e quarantenare per alcuni giorni alcuni bambini, alcune famiglie richiede un sacrificio minimo ma che consente di tenere aperte comunque le scuole. Ecco, la risposta per quello che riguarda i vaccini nel Codroipese è buona? Sì, io per questo ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia perché Codroipo è stata sede di 2 centri vaccinali, in realtà sarebbero 3, dopo spiego anche questo e ringrazio. Il primo era quello delle palestre, del centro polifunzionale che abbiamo ai Campetti, dove sono affluite migliaia di persone con un'organizzazione che devo dire io è stata molto precisa e molto gradita anche da parte della cittadinanza che è venuta qui a vaccinarsi. Poi c'è stato un evento one shot a Villa Manin con il Johnson & Johnson, che questo penso abbia contribuito alla campagna vaccinale, e poi nei mesi più caldi abbiamo deciso di spostare nel complesso delle scuole medie che abbiamo inaugurato, che ho inaugurato io nel 2016, tutto quanto il centro vaccinale standard, proprio per consentire di avere dei luoghi non solo più accoglienti ma anche più freschi in una stagione che quest'anno è stata molto calda. Bene, è veramente tutto, grazie al sindaco col quale abbiamo fatto il punto della situazione sui contagi Covid nel Codroipese, quindi avete sentito il fatto di aver chiuso in maniera preventiva alcune sezioni, 11 nell'istituto di via 4 novembre, ha portato a contenere il contagio e quindi a evitare che il cluster potesse allargarsi. A voi la linea.
Grazie Daniele. Consueta riunione del martedì della Giunta Comunale di Udine. Segue per noi l'incontro dell'amministrazione con i giornalisti, la nostra Isabella Gregorato che ci aggiorna sulle ultime novità. Eccomi qui, buongiorno ai nostri amici telespettatori, buongiorno anche a Monica. In questo momento si sta ancora svolgendo praticamente la conferenza stampa di Giunta per illustrare le decisioni che sono state assunte oggi. Intanto cominciamo con l'assessore Maurizio Franz che ci parla della Fiera di Santa Caterina. Bene, la Fiera di Santa Caterina è prevista in Zardin Grant dal 25 al 28 di novembre, quindi 4 giorni. 4 giorni però in sicurezza, evitando gli assembramenti. La Fiera di Santa Caterina è la fiera tradizionale della città di Udine, del nostro territorio friulano, molto attesa non solo dai concittadini ma anche da tanti turisti che vengono in occasione di questa manifestazione per visitare le innumerevoli bancarelle. Quest'anno saranno presenti circa 230 bancarelle, quindi è un momento di socializzazione per le famiglie, per i bambini, però naturalmente è necessaria una grande attenzione sul tema dell'emergenza Covid e per questo è stato concordato un piano con la Questura che prevede 3 varchi di accesso e attento controllo dei Green Pass per tutti coloro che vorranno accedere a questa manifestazione. Quindi un momento di festa tradizionale legata al nostro territorio, ma sempre con grande attenzione al divieto di assembramenti e all'utilizzo delle mascherine. Ecco, però mi immagino la calca che si formerà davanti a questi 3 punti d'accesso prima di poter entrare. Dove saranno intanto questi 3 punti d'accesso? Saranno nei 3 punti d'accesso principali, quindi nella zona di Viale della Vittoria, nella zona di Via Manin e poi uno sull'altro lato verso la Chiesa delle Grazie, Via Prachiusa, Chiesa delle Grazie. Ecco, chiaramente qua il senso di responsabilità di tutti sarà di evitare nel momento in cui ci sono i controlli e nel momento in cui si creano queste cose qua, insomma, di aspettare un attimo, insomma, pazientemente, in modo tale proprio da evitare che ci siano delle calche prima dell'accesso alla manifestazione, perché vogliamo, come è successo in tutte le manifestazioni fino adesso, come su Friuli Doc, in Pruri, tutte le altre grandi manifestazioni, insomma, che sono svolte regolarmente proprio grazie al senso di responsabilità di tutti i visitatori. Bene, ringraziamo l'assessore Maurizio Franz e con noi anche l'assessore Francesca Laudicina. Che ci parla di una tantum per le attività che fruiscono praticamente, che sono in locazione in ambienti di proprietà del comune. Parliamo sia di associazioni che di attività commerciali, attività produttive. Una 90 le associazioni e 30 le attività produttive sparse su tutto il territorio comunale. Sì, esatto. Allora diciamo che si tratta di una manovra collegata con l'emergenza Covid naturalmente, quindi una sorta di ristoro dato in che termini? Nei termini di una agevolazione una tantum, quindi una sorta di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione. Il comune come proprietario può diciamo, fare una manovra di questo tipo, quindi tenendo conto delle difficoltà che le associazioni hanno dichiarato di avere, perché molto spesso hanno scritto al comune per avere un abbattimento del canone, associazioni di ogni tipo che comunque si trovano all'interno di immobili che sono di proprietà comunale, e anche le attività commerciali. Anche ieri la sottoscritta ha ricevuto una comunicazione così insomma accalorata di una imprenditrice, e in questi mesi appunto si è lavorato per destinare questi fondi. Quindi abbiamo utilizzato una parte di quelli che sono i fondi del fondone Covid per appunto dare questo tipo di agevolazione. Quindi l'agevolazione sarà di circa di 210.000 euro a favore delle attività commerciali, che abbiamo detto sono attività commerciali che sono circa una trentina, perché noi pensiamo sempre a Palazzo d'Aronco, ma non ci sono solo quelle. E poi ci sono appunto altri 150.000 euro circa, 151.000 a favore delle 90 associazioni appunto che si trovano, che sono ubicate all'interno degli immobili del comune. Bene, ringraziamo anche l'assessore Francesca Laudicina e qui da Palazzo d'Aronco per il momento è tutto. Restituisco la linea allo studio.
Grazie Isabella, è stata ufficializzata oggi la tappa anticipata nei giorni scorsi da Telefriuli del Giro d'Italia 2022 in Friuli Venezia Giulia. Sarà la Marano Lagunare Castelmonte, in programma il 27 maggio, terzultima tappa della Corsa Rosa. Questa mattina nelle località di partenza e di arrivo RCS ha organizzato una serie di sopralluoghi operativi insieme ad Enzo Cainero. Siamo andati a farci raccontare direttamente da lui la tappa friulana. Sentiamo. Enzo, allora ci siamo, a questo punto è ufficiale, Marano Castelmonte il 27 maggio, terzultima tappa perché poi ci sarà il tappone dolomitico e poi l'arrivo a Verona, quindi anche qua si deciderà la maglia rosa. Ma diciamo di sì, è stato veramente un gran bel regalo sia avere la tappa perché non ci speravamo in quanto nei nostri programmi era un anno sabbatico, poi ci è stato detto che potevamo inserirci in un contesto di finale di giro ed è stato un gran regalo, un atto di riconoscimento al nostro impegno, al nostro lavoro, perché siamo alla terzultima tappa e voi potete capire quale richiamo sia tecnico che operativo abbia. Ecco, raccontiamola un po' questa tappa, una tappa mossa, adatta magari agli attacchi, l'hai disegnata con qualcuno in mente in particolare? Ma sempre si disegna a chi ti è più amico, però sperando che prima o dopo un friulano mi vinca una tappa, perché solo Franco Pellizzotti ci è andato vicino col secondo posto. Il discorso di fondo è che si doveva unire il mare con la montagna, è stata individuata una bellissima località che a me piace molto, che è Marano Lagunare, valorizziamo anche quell'aspetto ambientale molto bello del Friuli, saliamo da lì verso Castiglione di Strada, a Mortegliano, da lì arriviamo a Fagagna, Maiano, Buia, dove ci sarà il traguardo volante ed è un giusto riconoscimento agli atleti di Buia. Da Buia andiamo ad Artegna, bypassando la Pontebana, Artegna, Tarcento, da lì comincia le asperità che sono il passo di Tanamea, preceduto dalla salita delle grotte di Villanova, quindi facendo anche lì un mezzo bypass, e poi passo di Ucea, entriamo in Slovenia, scendiamo, andiamo a Caporetto e da lì si sale per una salita inedita molto bella ma altrettanto difficile, che è il Kolovrat. Kolovrat che ha ricordi storici eccezionali della Prima Guerra Mondiale. Rientriamo in Italia attraverso Passo Solarie, ricordando il primo caduto della Prima Guerra Mondiale, Riccardo Giusto, dove c'è il monumento, e da lì scendiamo lungo la panoramica Drenchia, Grimacco, Stregna, San Leonardo, San Pietro, per raggiungere Cividale. Attraversiamo Cividale in centro, omaggio a questa straordinaria cittadina, e da lì saliamo per il santuario di Castelmonte, anche qui per il ciclismo, per un arrivo del Giro d'Italia inedita, e di questo sono molto contento. In questa tappa ci sono alcuni tuoi capisaldi, la Valle del Torre, le Valli del Natisone, posti che tu hai fatto scoprire al Giro d'Italia e di fatto all'Italia intera. Sì, non nego che l'ho fatto con entusiasmo, quale riconoscenza verso queste terre, queste popolazioni che nella prima esperienza mi hanno dato molto, hanno superato le aspettative e se lo meritavano. Già 2 anni fa, eravamo nel 2020, fatto un transito, un passaggio Canebola, Faedis Canebola e poi scesi su Torreano, e questa volta invece la prendiamo in pieno. È il passaggio della comunità montana delle Valli del Torre e del Natisone. Se lo meritano, è un paesaggio stupendo, nessuno come il Giro d'Italia può dare tante immagini. Ci aggiungo anche che l'arrivo in comune di Prepotto, terra dello Schioppettino, può aggiungere qualche cosa di ulteriormente bello. Prepareremo degli eventi proprio per favorire questo. Ecco, ce l'avevi detto sulla cima dello Zoncolan l'anno scorso, il Giro ha bisogno sempre di spazi più grandi, sia per la partenza che per l'arrivo. C'era l'idea di fare sul Monte Lussari, se ne parlava quantomeno l'anno scorso, le difficoltà logistiche erano tante. Sì, ma non mollo. Il Lussari resta il mio obiettivo, forse finale di una mia lunga attività, siamo vicini ai 20 anni. Arrivo a Castelmonte, vedete, siamo in un grande piazzale che non basterà, per cui ci saranno delle limitazioni notevoli di accesso,
E potete immaginare cosa vuol dire poi il 2023, ma pensiamo al 2022. Io ci tengo molto a questa tappa, mi piace molto, è collocata in modo straordinario un venerdì prima del gran finale e spero proprio che anche l'abbinamento transfrontaliero rinnovi il successo di quest'anno sul Burda, perché lavorare insieme con la Slovenia in questo momento è altrettanto favorevole. Ecco, ultima cosa, hai parlato giustamente di Slovenia. L'anno scorso il colpo d'occhio del pubblico nei pezzi di Slovenia della tappa della Grado Gorizia è stato impressionante. Sì, non c'è dubbio. Direi che a qualche punto, in qualche momento addirittura pericoloso per il troppo entusiasmo, superiore al Tour de France che io conosco e che ho visto. Però ho visto anche che quando ho segnalato loro questa opportunità di fare il Kolovrat e di fare Caporetto sono stati entusiasti, si sono messi a disposizione. Ci sono problemi perché cambiano le sicurezze, cambia la polizia, però le cose si devono affrontare, le sfide vanno affrontate e si cerca di vincere possibilmente. Qualche volta va anche storto, però è più grande la soddisfazione quando facendo cose impegnative promuovi il tuo territorio. Si conferma un ruolo importante di Cividale perché passerà al Giro d'Italia e da qui partirà la grande salita verso Castelmonte. Sì, assolutamente sì, come sostengo oramai da anni, per promuovere il nostro territorio dobbiamo fare squadra. È vero sì che l'arrivo è qui a Castelmonte, ma per poter ospitare questo importante appuntamento c'è bisogno di una logistica piuttosto rilevante, che qui ovviamente fatica a trovarsi, e quindi come comune ci siamo messi assolutamente a disposizione, oltre per il passaggio che oramai è diventato, diciamo, un appuntamento che in molti si attendono, anche per ospitare tutta quella che è la logistica. Quello che necessita questo importante appuntamento lo conosciamo perché l'abbiamo visto già nel 2016, e quando il dottor Cainero, che ringrazio io ma penso a nome di tutti gli amministratori del territorio per la grande attenzione che ha nei nostri confronti, e dicevo, quando mi ha contattato mi sono subito messo a disposizione. Spero che ovviamente il santuario di Castelmonte, Prepotto in particolare, ma tutta la zona delle valli, possa trarne un grande beneficio come sempre, e ripeto, noi come Cividale cercheremo di essere da traino per questo importante appuntamento. A voi la linea termina qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.